A te, ancora a finire qua. Non ne stanno riendo. Alla festa di San Celeste, come a tutto l'anno. Ci fanno tutte pagavalcate, una costa dei cavalli. Ci sono fantini in ogni città e spesso finisce a schifare. Ma tu ci stai mai una cosa così? Non c'è io mai a San Celeste. La cosa che conosco però. Intesa che vincono sempre chi dico le zoffo. L'uomo di spataro? Puh, le tose. Consegniamo tutte queste cose a così o vedi che minchiate sentiste. Buono, qua siamo. Sei pronto a insegnare tu misteri? Aspetta un attimo, ancora ne andiamo. Oh, più tardi devi essere bene l'uomo di Don Galante per consegnare una cosa. Non ti devi mescere solo, eh? E ci mancasse. Eccoci. Allora, dobbiamo salire sul cavallo. Amone, muovi amone. Come? Disse, Amone. amonenne. Ah, ma poco tempo che dove un capocarretto non capisce più Guarda che niente. ci sono ricresciuti i Poi capelli. Ma fedele. Mica me ne ero accorto. Ma perché essere mia che cazzo? 80 anni hanno e ancora consegno vino a Don Torrese per data vaggiata. Ci pensa Don Torrisi a Eddie. Penso, Don Torrese a tutte pensa a stivare. Sei nata moto e insegnati. Don Torini è tipo il boss. Beh, l'abbiamo detto che travagli per Don Torrisi. già l'altra 30 volta. anni a sgarranzia. Smisi contarlo. Cosa ci puoi tocca? Mio padre allevava bestiame in capo alla collina. Buonanotte. Arrivarono i briganti. A mio padre ammazzarono. Don Bastardo. Torrese, un chi gioca mi aiutò. Mi dispiace. Allora tocca puoi stare. Ne pareva il contrario. Chi Borili? Ne pareva che te ne voleva la America. A cercare la tua fortuna, come a tante altre. Chi do che voglio io qua? Ah sì? Che cos'è che vuoi, Enzo? Mi volesse fare la mia vita. Tu sei un bravo travagliatore, Enzo. Da fila a fare i cose. Ne farai assai, lasciate. Wow. Cioè, la storia è sempre più bella. Finalmente, oh, dopo un botto di anni è uscito un qualcosa con una storia Prima che figa. eravamo un paese a fare una vostra consegna. Che avanti, gioco. Accosta, fermo. Fermati qua. Sì, che a me dà furia. Maleritto. Maledetto. Buongiorno. A qua compare nostro. Stronzo! Oh, Pasquale. Oh, Luca! Ti ha fatto affegare, sì, eh? Enzo, capa a tavola. Toma, c'è buono sta. Sempre la stessa. Un minerone mai, segua. Non mi pare che sta visita è di cortesia. Perciò, 50 arroggi rottoni, dei nostri amici era cereale. Ti rogna a te, ma c'ha a fare nascere magari un bello quotidiano penso. mordi mio. È un picciotto che ci tagliò la faccia a bastoni. Iddo, E ancora sta campando. Iddo Omer lo conosce meglio di tutta l'auge. Enzo, te lei che c'è entrato da cascia. Dinari. I dinari sono la valuta criminale che si ottiene saccheggiando. Ok. Perciò sword. Trinatria. La trinatria sono. Vabbè, il simbolo. Ok. Puoi scambiare le trinatrie che trovi per ottenere dinari al negozio di Pasquale. Cammina, Enzo. Scende sotto, ci orologi. pensa me mace. Ma Sono cura degli chi lo che orologi. dice da panzaita. Mi pare di capire con ci sta venendo con una roba. Non è qua. Don Torrisi, ma vi sta Infatti picconare. scendi sotto. Ieri sera ti- Perciò questo qui è il negozio di Pasquale. E ciò ci pigliamo un'arma. Beh, ci sono tre tipi di coltelli. Possiamo affilarlo, quello l'abbiamo già visto. Abbiamo vipera, coltello a scatto, lupo, sempre a scatto, draguni, paludino, guerriero, bello, imperatori, eterno, arrangiato. Ah, riceve integrità, perciò penso possiamo... Oh, ehi, fratello. Allora, scannatori. Coltelli scannatori possono essere lanciati per abbattere i nemici. Perciò è anche un coltello da lancio. Se usati per abbattere i nemici in combattimento. E invece questo semplicemente hanno sono più duraturi. Questo però è molto bello, eh. Questo è veramente molto bellino. Però il fatto che lo possiamo lanciare potrebbe essere utile. E là, più avanti, ora con questo. Ora con questo. Vai. Chi so voglio?
Che esso voglio? Grazie, signora. A cura. Un vetagliato. Ah, per comprare quella 5.000. Ma facciano cazzo, compà. Sento peso. Insegnati. Se sa come si usa, tu possa imparare la vita. Lo saccio, già vincevo una sciarra. Non è che vinciste, ne sciste vivo. Se ci tieni a campare, è meglio che ti insegni a combattere buono. Ma non fossi tu a dirmi con una freminchiata. Non t'ammascare, Teresi. Ma... A chi ti comandano altri, li facciamo sempre. Se ti capita, ti fare rispettare. Non ti scantare mai. Se cominciano id, tu finisci. Se ti pacceccano, o scassano la minchia ai toccare, tu l'ammazzi. Lo capiste? Ora, ti faccio aprire una poche cose. Oh, kid. Amone, Che cos'è quella roba? Non sto capendo. prima fammi bere come mi pigli. Amone, prova a nagliarmi. Ah, ok. A coltello chiuso, beh, giustamente. Fammi vedere non so cosa fare. Ok, di e affondo. Amone! Brava, arriere. Ah, cos'è? Aia. Fammi vedere Ai. non so cosa Ai. fare, Enzo. Sei il primo. Chi va? Mi hai preso, bastardo. 1, 2, affondo. Affonda. Ok, schiva, Buono. affonda. Poi, le cose che un po' tanti sai fare. Ora a capire quando ti nagliare in arriere. A così vanno a voto l'avversario. Ora ti attacco io. Ok, perciò Aspettare devo un momento schivare. giusto. E poi pare. Ah, parare. Ora approfitta il vantaggio. Capiste? Sogno pronto. Non ti risparmiare, Guido, Luca. Sai imparare. Ok, perciò ora possiamo anche parare. No. 3 parate perfette. 2. Dai con la terza. Dai con la terza. Olè. Queste volte Perfetto. coi porotone nemico sono troppo forti per pararle. Quando succederà così, ci fa perdere l'equilibrio. Aspetta un momento giusto e poi te cansi. Un picciotto ci sape fare, chi sia sicuro. Ah, ok. Quando c'è tipo la stellina è tipo il colpo più potente. Quindi Ah, così. meglio schivare. Opla. Insegnate questo. Ora mi difendo io. Tu attacca con tutta la tua forza. Vere se trase. Ok. Oh, ma Luca mi fa impazzire. Calzetto. Una feddoleata, eh. Manco molto feddoleto. Arriere, più forte. Minchia. Ci siamo tutti. Amore. Ah, adesso abbiamo anche il colpo con RB. Sì? Ah, così. Che penso sia il Bravo. colpo potente. Per aprire la guardia. Arriere. Arriere. Amone, sfoi. Combatte. Fammi vedere non so compararste. Ok. Parato! Boom! 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 Ok. Troppo lento sei. Apriamo la guardia. Sta Bello! migliorando. Te gioco Yeah. con Coteca. Ho Yeah. peso. Mi pare buono. Buono. Vuoi dire che non amato come per... Ma col coltello diretto. Che fu? Pensi che la gente ci va leggio con te, eh? Non t'addannare. Io so Anna che la combatto. Già ho sperato giusto, Enzo, eh? Cerca di usare magari il cervello e bere cascia te ne fai assai. Minchia, il retaglio siamo, amone. Amone, che ha cominciato palio, muoviamone. Buono, c'è Luca che ci ha preso tipo Enzo, sotto la cosa sua vuoi ala. usare? Buono, buono. Non poteva prenderne altri di ste robe. Sempre a disposizione, Sogno. Teneci un occhio vivo con Pasquale. Ancora non ti fare fottere. Ah, dice che ci potrebbe fottere.
Bello, bello, ci sta Luca che ci ha preso sotto la sua ala. Quindi adesso ci insegnerà tutte le Abbiamo varie attaccato se volevo cose. metà. Mamma che bello. Ci potrebbe essere il Poteva essere merlo. cavadecca. Buono, buono. Don Torrese qua, La sottienda. Stiamo attenti voi, che mi pare che si svegliò sto. Enzo, amone. Andiamo a presentare ne Don Torrese. In equipaggiamento? Ah. Cos'è? Diventi temporaneamente invulnerabile quando rischi la morte. Ok. E poi abbiamo pure una perla. Che è fortunato. Ottieni più dineri quando saccheggi. Fantastico. Bati, cosa tenta è fetosa? C'è scritto mafioso. Finiste di tenere in giro. Buongiorno. Bello ma santissima la tua vuota. Un tenesti? Stavo consegnando. Che fu? Hai visto Arnaldo? Un po' a cavalcare. Manco a dritta si tiene, schifio hai tu. Cesare, tu bestia. Si poitò al nostro fantino a ambracarsi e a faccare. Il tuo paio boidello in semula un'ora fa. Allora che va a fare? A cosa io non ci rinuncio. Posso correre io, Don Torrese? Luca. Che minchia ci fa, casto veitano? Si firà a cavalcare. Vediste che se fa mai spataro, no? Buono. Enzo. Ma già si era dimenticato di noi. Enzo. Ci sono cristiani assai a te. A correre per San Cialesio, ma rappresentando la famiglia. E a mia reputazione. Che dici da fare? Sì. O Fanteno c'è. Allestitelo. Devo per negare le defetose del spataro? O lo può fare? Il nostro mentore Luca. Grande Luca, grande. Ma sicuramente Spataro ci romperà i coglioni in qualche modo. 2 giri attorno a San Celeste. Sicuro. Ai posti. Dobbiamo arrivare primi. Pronti? Parte la gara. A munirvi. Siamo ultimi. No. Corri. Settimi, ok. Teniamola un pochino più stretta, cerchiamo di superare. Perfetto, teniamo posizione. Rallenta. Non ti far superare. Dobbiamo recuperare. Siamo partiti malissimo. Ok, ancora uno. Vai, ora. Taglia dentro, stagli dietro, prendi la scia col cavallo. Sì! Vai, corri! Ora. Si gira a sinistra, quindi si tiene verso l'interno. Loro tengono l'esterno, ma ci danno la possibilità di superare il sistema a quart. Sì, così, sempre dalla parte opposta. Abbiamo strada libera. Ci serve soltanto un pochino di velocità. Ok, superato un altro, siamo sesti. Quinti. Ok. Teniamo davanti noi il quarto. Bastardo! Supera. Tieni. Vai. Ok. Quinta posizione. Passiamo alla quarta, perfetto. Metti in seconda. Curva. Bellissimo. Sì. Non ti far superare. È lui quello lì di Spataro. 100. Pezzi di merda. Bravo, schiantati, coglione. Ok. Adesso prendiamo un po' di distacco. Ce la posso fare. Ce la potremo fare. Che forte. Non mi superi. Mi hai superato, bastardo.
Ok, dobbiamo stare più vicino. È rischioso ottenere tutte queste brighe così però. Ok. Ok, ci siamo avvicinati tantissimo. Ora. Momento giusto. Terza posizione. Siamo attaccati al secondo. Superiamo pure il secondo. Abbiamo di fronte a noi il primo. Ci siamo. Non ti far superare. Non ti far superare per nessun motivo. Don Torrisi deve essere felice di noi. Vai, 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 vai. Ok? Tutte e tre? Ora. Guarda come sta combattendo sto stronzo. Ciafa, garanti. Secondo. Secondo, ok. Abbiamo il primo davanti. Chissà cosa succede tipo se perdiamo. Se c'è una cutscene diversa o cose di sto tipo. Primo? Sì, 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 dai che ci siamo. Siamo primi. Siamo primi. Devo soltanto tenere. No, 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 no. Non ci credo, alla fine. Impazzisco. Ciafa, garantito. È lì la fine. Non mi posso far superare adesso. Dai, 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 dai. Dio mio, che fatica, regà. Che cazzo di fatica, per un pelo. Però siamo arrivati i primi. Top. Diciamo non sapere a cavalcare. Don Torri sei felice come un peccereddo, fu. Vieni qua. Chievete. Vedremo se ce la fate l'anno che viene. Spadaro coglione. Forza San Celeste! Che belli gli ultra di San Celeste. 50 anni. Che attento sta corsa. Prima repettoteggio, dopo come fantino e ora come donna e patrono. E lo sapete tutti, cadente? Mi fa più contento di quando vince San Celeste. Le tradizioni, come chi di noi, lo fanno diventare più forte a San Celeste. Ora facciamo festa, avanti, e battiamoci in mano al nostro vincitore. Viva San Celeste! Addemettetevi. Buono. Minchia che gara. Tanto mi emozionai che quasi mi scuidai ciò che ve ne sta a fare. Consegna queste cose con gli omaggi del Don. Non fare così, Enzo, che siamo entrati nelle grazie adesso, almeno sai il nostro nome, piano piano, inizia adesso la nostra scalata verso diventare i più famosi. Ho sputato 7 bambini mentre parlavo. Piazza Garibaldi 44. Dovesse essere qua vicino. Chi ci facete qua sotto? Una passeggiata. Lì c'era troppo schifo per i gusti miei. Va bene. Amonenne. Allora, qual è la prima tappa? Oh, numero 8, signorina. Più avanti. Vi puoi chiamare Isabella. Enzo. Sì, signorina. Voglio dire Isabella. Parlano su Litia. Da Fuggiasco a diventare Stefantino campione. Complimenti. Hai Vostro visto? padre fu gentile con me. E tra poco Come marito cercare di tuo. essere da lui. Non devo parlare così. Non A me non ci posso. piace Madonna fare mala San figura. Celeste. Mi auguro per tutto il cuore che ti sarà riconoscente. Minchia, che c'è qualcuno che si vuole imbriacare. Casiemo. Numero 8. Numero 8. Eccoci qua. Buongiorno. Ah, abbindestato e... Non no, 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 no. No, è più forte di me. Mi potete... Che facessi tu senza Remia?
Ma dobbiamo proteggerla, eh. Non c'è bisogno che arrestate qua, Isabella. Chi Sicuro. siamo su cose per voi. Ah, e perché? Io lo decido come passare il tempo. E poi potessi essere di buona compagnia. Un minuto, uè. Uè. Ah, signorina Torrisi. Che gradita sorpresa. Ma vostro padre con voi è? No, Sula, Sugno, mi dispiace. Mio padre sta ancora festeggiando la vittoria. Ah, sì. È buono. Signorina, io mi volevo scusare perché un minne la settimana passata. Non ci voleva mancare il rispetto. Il fatto è che mi hanno pagare a spirugliare una cosa. Non vi preoccupate, sicuro che mio padre lo capisce. Prego, favore della bottiglia. Non mi guardare male. Non mi guardare male, eh. Grazie a tutte e due. La E a spacco in Don testa. Torrisi, naturalmente. Fascisti? Buono. Avanti il prossimo. Il prossimo che mi guarda male, ve lo giuro. E io che saccio? Spacco la bottiglia in testa. Mi conosce perché ci interessa arrivare a mio padre. A Eh. San Celeste, tutti amici di Don Torrisi vanno essere. Tu sai che io rumila zii? Ma va a essere sano. Ma fai tenere una cosa come chissà. A zia Io si è mai avuto divertita. una famiglia. Manco io. Devo dire. Ave assai che non l'hai Però che bella l'ambientazione, madonna. Dice via Nino Agave. Dall'altra parte del paese. Pare che ci piaci sta assai a Tino, eh? Pare che ho un vero loro che me ne vaio. Ah, così è Tino. Non è che la cottia, ma perché? Tu te ne vuoi ir? Sembra più calabrese alle volte. Almeno sino a quando hai un travaglio e un letto per dormire. Allora spero che Luca te non ha altro a che fare. Fosse buono. Penso che potesse essere felice qua. Sogno raccordo. Ah. Cae, ci siamo. Chi è più felice, noi o Isabella? Avanti, amoninni. Che dobbiamo camminare assai per Nino Agavi. Eccoci. A chiazza, più avanti. E a me parti preferiti di San Celeste. C'è un panorama bellissimo, la montagna di tutta vaggiata. E c'è sì. pace assai. Mi pare come se non ci fosse nulla, oppure con tutti i gente piere. Hai visto? Minchia. Gli spadaro. Attia, caroso. O devi chiamare Galoppino ora, ah? Ne faceste resciata, spaccapecci. Devo permettere magari una bottana. Alli ha giocato. Ci manca assai, Omello. Magari ci posso puittare un rigodino. Vattene. Hai chiamato puttana la mia futura moglie. Dimmene ora. Fra, Veramente non devi stavo fare. salutando, Non lo dovevi caroso. fare. Gli Vieni, spadaro. vieni. Cosa Tutti fai? Hai stessi. paura che ti allontani? Sì, col cazzo. Sono un coglione. Non mi ricordo i tasti. Ok. Te faccio rimpiangere che non vorrei stendere. No, quello non si poteva schivare. Sì. Pendente. Anche mia ci farà piacere quando terremoto. Quello lì non si poteva parare. Aia, mi sta facendo il culo. Aia. Che dia, non riesco a schivare. Vedi che ancora un insegnato come si campa. Sì. Spacchiasti a culo. Mi sta facendo. Devo concentrarmi. Devo ricordarmi bene i tasti. Allora, Provavo ad ora. ok, ci siamo. 1, 2. Minchia. Devo parare al tempo giusto. Ecco, quelli da schivare invece. Fermati! Cosa c'è per se ne vuoi io? Perché non mi para? Consumatosi, caroso. Che sto sbagliando? Portare... Ok. Tu non aveva bene, recca. Stai minchia. Sbagliai a mettere te con Ok. mia. Dai.
Sì, bella sta parata. Golosissima. Schifo. Fondente, sì, fondente. Fondente. Fendente. Mattia, ma piglio pure con se stronze. Dai, non devo poter pararlo. Devo sempre schivare. Stai facendo il culo. Parato, coglione. Oh! E te venne! Non ve ne esce, cacaroso! Pigli botta, non mi fate avere recchione. Enzo mi sai boh, ma di finio. Sì? Buono. Quando c'ha questi cristiani infuddiscono. Arrecampatevi. Isabella. Non ci dicite niente a vostro padre. Ho fatto la cazzata. Ci fecero cose? Scelto che no. Hai coraggio, Enzo. Facci sta cosa giusta. Oh. Ma fare sapere di questa bella è proprio una minchiata. Se non c'era io era da cantonera, te poteva finire ma l'assai avogio che spataro. non ci fu Modo niente. ma sentire. Sto pataricchi. U donna ci tiene assai a suo figlio, e chi sto a capire? I gente verono cose senza malizia, ma ci quittigliano sopra lo stesso. Non a succedere. Sta cosa resta tra mia e tia. Lo capiste? Sì. Buono. Amo nenne.